Un bosco che è certificato per la sua gestione sostenibile ha delle caratteristiche che sono normate da uno standard riconosciuto a livello internazionale e fino adesso il valore della buona gestione andava sul legno, quindi che veniva marchiato e portato al consumatore finale con un valore aggiunto. C'è invece recentemente un'evoluzione da parte della società civile nella percezione di cosa sia gestire in maniera corretta un bosco. Per esempio il tema della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua, della biodiversità che deriva da una buona gestione delle foreste è percepita come un valore aggiunto importante. La cosa che fino adesso ha avuto un mercato è l'anidride carbonica, cioè l'assorbimento, lo stoccaggio nel bosco, se ben gestito. In realtà c'è una richiesta anche differente e più precisa, perché è aumentata la sensibilità da parte della società civile verso quelli che sono gli impatti, per esempio, su flora e fauna, sugli artropodi, sugli uccelli, cioè la biodiversità. Quindi nella certificazione forestale c'è questa evoluzione, non pensare esclusivamente al legname, ma pensare a tutta questa pletora di servizi che il bosco dà, cioè biodiversità, acqua, aria, il valore turistico-ricreativo, la mitigazione verso il cambiamento climatico. I terreni, le foreste che sono già certificate PFC, come per esempio la foresta di Ampezzo, come la zona del Cansiglio e come 800 e passa mila ettari in Italia, hanno già questa potenzialità, cioè hanno già uno standard di gestione sostenibile. Attraverso il progetto BioDelta For stiamo cercando di dare un valore aggiunto anche alla biodiversità e alla qualità dell'acqua e del suolo. Quindi è una questione di implementazione e presto avremo dei risultati spendibili sul mercato.